Buonasera a tutti, mi presento, sono Massimo Chiarelli, direttore di Confagricoltura Veneto. Abbiamo organizzato come Confagricoltura Veneto questo webinar diciamo che dovrebbe e anzi sicuramente si aggiornerà sul fotovoltaico e soprattutto sul bandi PNRR che verranno aperti nei prossimi giorni, mesi. Ci diranno con precisione i relatori quando è previsto l'apertura dei bandi. Gli argomenti che verranno trattati oggi saranno legati appunto al parco agrisolare, all'agrivoltaico e alle comunità energetiche. A tal fine abbiamo invitato i colleghi Donato Rotundo, che è il direttore dell'area politica e sviluppo sostenibile e innovazione di Confagricoltura, sono collegati con noi da Roma, e Roberta Papili, responsabile clima ed energia dell'area politiche, sviluppo sostenibile e innovazione, sempre di Confagricoltura Roma. In più ci sarà un esperto di comunità energetiche che ci raggiungerà a breve, se non ci ha già raggiunto, Marco Pezzaglia di GPE Gruppo Professione Energia, appunto, che ci relazionerà sulle novità legate al tema delle comunità energetiche. Io porto i saluti del nostro presidente di Confagricoltura Veneto, Lodovico Giustiniani, che doveva essere presente, ma un imprevisto dell'ultimo minuto proprio mi ha scritto mentre stavamo parlando 10 minuti fa con gli altri componenti della sezione economica energia, mi ha scritto appunto che era impossibilitato a partecipare. Comunque dopo guarderà, come tutti gli altri che non lo possono fare oggi, la registrazione, e su questo le strategie anche della nostra confederazione regionale verranno sviluppate in modo proattivo al fine di dare risposte alle richieste dei nostri soci. Io cedo subito la parola a Nicola Mezzanato, che è stato nominato recentemente presidente della sezione energia, per un discorso di benvenuto e per introdurre il tema che andremo ad affrontare oggi pomeriggio. Grazie a tutti e a te la parola, Andrea Mezzanato. Ecco, dico solo una cosa, che la registrazione, stiamo registrando l'intervento di oggi, quindi il webinar di oggi, che dopo lo daremo l'indirizzo per la visione a tutti i direttori delle unioni provinciali del Veneto. Prego Nicola. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Mezzanato Nicola della provincia di Rovigo, eletto presidente della sezione regionale di prodotto bioeconomia in Veneto e succedo al dottor Giovanni Musini. Ho sempre fatto parte di questa sezione fin dalla Costituzione, dapprima a livello provinciale. Spero di continuare con successo quanto svolto insieme agli altri componenti della sezione. Queste sezioni nascono per contribuire a proporre idee, raccogliere informazioni e renderle fruibili a tutti. È necessario oggi più che mai, in questo momento di grande fermento. Il settore agricolo in questi ultimi anni sta attraversando dei momenti di tensione a causa di diverse congiunture economiche negative causate tra la pandemia e poi la guerra. È assodato che la realizzazione di impianti biogas, biometano e energia da fotovoltaico sia una comprovata integrazione al reddito. In questo senso, attualmente i fondi del PNRR vengono in aiuto del settore tramite finanziamenti diversificati per lo sviluppo principalmente di queste tecnologie. L'agricoltura può svolgere un ruolo importante nel raggiungimento di questi obiettivi del PNIEC. Dobbiamo fare in modo che gli agricoltori continuino ad essere una parte attiva di questa transizione energetica. Oggi parleremo principalmente del bando del PNRR sulla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici
sia l'uso agricolo, zootecnico che agroindustriale, sia per l'autoconsumo che per la vendita di energia. Il decreto è stato approvato a Bruxelles ed è in attesa di essere pubblicato in Gazzetta. Si attendono ancora diverse misure che andranno a regolamentare le comunità energetiche, le CER, l'autoconsumo a distanza, e inoltre bisognerà, secondo me, discutere sui contratti di vendita dell'energia, che secondo me sono fondamentali per cercare di dare un piano economico certo a chi vorrà fare gli investimenti. Queste sono tutte opportunità che dovremo dotarci di diversi strumenti per coglierle. Lascio la parola al dottor Rotundo che dettaglierà tutte le misure. Grazie a tutti. Bene, grazie Nicola. Parola a te Donato per l'introduzione della giornata di oggi e poi per iniziare proprio con i lavori. Vai. Grazie Massimo, un saluto a tutti, intanto benvenuti. Io proprio 3 slide introduttive per proseguire il discorso che aveva iniziato anche Nicola. Innanzitutto ritorno sulla parola PNIEC perché è una questione estremamente importante. Siamo di fronte a una serie, diciamo, di situazioni che ci stanno proiettando al 2030. Lo dico per il semplice fatto che oggi affronteremo una serie di argomenti che riguardano il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che hanno obiettivo al 2026. Adesso con l'aggiornamento del PNIEC che già puntava al 2030, con l'aggiornamento del PNIEC avremo in qualche modo una serie di novità legate sia agli obiettivi che erano stati in qualche modo inseriti nel Green Deal per quanto riguarda la riduzione delle emissioni e quindi che hanno riflesso anche sulla parte rinnovabile, sia in relazione al REPowerEU che ha posto ulteriori obiettivi in relazione alla necessità appunto di far fronte ai costi di produzione e alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico. Morale della favola, noi dovremo arrivare al 2030 a quasi al 45% di rinnovabili e parliamo di termico, elettrico e mobilità sostenibile per quanto riguarda l'Italia e l'Europa intera. Quindi siamo di fronte a una sfida estremamente importante. Proprio in questi giorni il Ministero dell'Ambiente sta elaborando il PNIEC, l'aggiornamento che verrà poi inviato a Bruxelles per le prime verifiche, con scadenza di chiuderlo entro il 2024. Quindi una serie di interventi che discutiamo oggi, ma soprattutto una programmazione che ci porterà poi al 2030 con i famosi 80 gigawatt da installare di energie rinnovabili per quanto riguarda l'elettrico in pochissimi anni, quindi una sfida estremamente importante. Qui vedete un po' quali sono i vari temi, le varie misure che in questo momento sono in via di definizione tra i 2 ministeri, cioè il Ministero della Sovranità Alimentare e il Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica, e sono argomenti che tratteremo oggi. Abbiamo aggiunto anche, per completare un po' la disamina dei vari provvedimenti che avremo da qui a settembre-ottobre, anche la parte meccanizzazione collegata al fondo innovazione, perché sono tutte tematiche che poi in qualche modo potrebbero ricondursi a temi, faccio l'esempio dell'agrivoltaico per quanto riguarda anche i sistemi digitali, quindi sono tutti temi che conviene affrontare e in qualche modo informare appunto le varie imprese interessate. Qui vedete un po' la struttura, comunità energetiche. Non abbiamo ultime notizie, però il parere di Bruxelles era ormai in arrivo, quindi dovremo esserci anche sulle comunità energetiche per quanto riguarda la chiusura con la trattativa a Bruxelles. L'agrivoltaico avanzato è un po' più in ritardo per quanto riguarda il parere, però lo si attende tra fine giugno e inizio luglio. Sul parco agrisolare ha già in qualche modo indicato Nicola, siamo in una fase ormai di pubblicazione del decreto, quindi avremo il bando probabilmente in Gazzetta Ufficiale nell'ultima quindicina di luglio, con obiettivo di aprire lo sportello
inizio settembre. Adesso non sappiamo se sarà inizio o qualche giorno dopo, però tendenzialmente le finestre sono quelle che vi abbiamo indicato. Poi meccanizzazione e fondo innovazione, poi li vedremo rapidamente, qui ci sono altri 300 milioni più o meno a disposizione, sono bandi che ci ritroveremo poi entro settembre. Dicevi qualcosa, Massimo, scusami? No, io non ho parlato, volevo solamente dire che c'è stata una persona che ha detto che non sente, però a me sembra che l'audio funzioni benissimo e quindi, non so, probabilmente Intanto proseguiamo. Sì, non è andiamo avanti. Ecco, poi come logica generale, ovviamente sì, ecco, sì, ora va, se ci sono delle domande o le potete fare dopo verbalmente oppure le potete scrivere nella chat diciamo, del webinar e dopo le andremo a leggere piano piano. Io prima di lasciare la parola a Marco e a Roberta su comunità energetica e agrivoltaico, proprio volevo soffermarmi rapidissimamente, senza descrivere in dettaglio perché lo faranno anche loro, le novità del decreto semplificazioni PNR, che io le metterei insieme anche ad un aspetto del futuro bando agrivoltaico. Devo dire che è stato fatto da Confagricoltura un lavoro importante per far capire ai ministeri, per far capire al Parlamento la specificità dell'agricoltura e l'importanza di dare rilievo agli investimenti da parte delle imprese agricole. Non siamo ancora soddisfatti in pieno, tanto che nelle nostre proposte di piano integrato clima energia abbiamo ulteriormente implementato alcuni aspetti proprio per arrivare a una normativa che sia completa per quanto riguarda l'agricoltura, però qui vedete che ci sono stati già degli interventi importanti, sia in relazione alle comunità energetiche, dove ci sono delle importanti deroghe per quanto riguarda gli investimenti delle imprese agricole, delle organizzazioni agricole, anche quindi superamento di alcuni limiti come la potenza di 1 megawatt o la cabina primaria, o anche a dare diciamo maggiore enfasi anche allo sviluppo dell'agrivoltaico, prevedendo in caso di investimenti degli imprenditori agricoli, soprattutto gli imprenditori agricoli, notevoli semplificazioni sia a livello amministrativo per quanto riguarda le autorizzazioni, sia per quanto riguarda la tipologia dell'agrivoltaico, quindi possibilità ulteriore di investimenti per le imprese. Ricordo anche che grazie al lavoro che abbiamo fatto diciamo come Confagricoltura sul bando agrivoltaico si è riusciti a ottenere anche un contingente specifico di 300 megawatt che riguarderà proprio le imprese agricole. Noi proseguiremo questo lavoro perché riteniamo che lo sviluppo del fotovoltaico dovrà essere uno sviluppo molto equilibrato tra investimenti delle imprese agricole e investimenti dei player che agiranno dall'esterno, per evitare proprio che ci sia poi una diciamo sovrapposizione di interessi sul suolo agricolo. Quindi questi sono un po' gli obiettivi che ci siamo dati. Io lascerei la parola a Marco Pezzaglia, poi riprenderemo le altre slide nella fase successiva e volevo solamente integrare la presentazione di Marco Pezzaglia che aveva fatto Massimo. Marco in questo momento è a supporto anche dell'area, per cui ci dà una mano su una serie di tematiche, quindi diciamo che dà un contributo attivo direttamente come consulente anche a Confagricoltura. Quindi è importante dirlo perché stiamo cercando in qualche modo di implementare anche il lavoro vostro futuro su alcune tematiche. Marco, io tolgo la condivisione, se tu sei pronto io elimino. Sì, ciao Donato, ciao Roberto, buongiorno a tutti. Condivido lo schermo. Ecco, non c'è un template proprio di agricoltura, ma vabbè, di Confagricoltura, ma Donato ha chiarito il ruolo, quindi è come se fosse, leggetelo come se fosse un template di Confagricoltura. Dunque il tema dell'autoconsumo delle comunità energetiche a mo' di visione generale, chiaramente, non stiamo a dire quanto vale l'incentivo, quanto non vale l'incentivo, non lo sappiamo ancora con certezza, dovremo ancora aspettare il decreto, abbiamo delle idee, ma non abbiamo ancora tutti i dati certi. Però quello che mi premevo, che ci premeva oggi
rappresentare è il fatto che, parlando di comunità energetiche, stiamo parlando di uno strumento, non stiamo parlando di una finalità, nel senso che le comunità energetiche sono qualcosa che si possono fare, ma non sono l'unica cosa che si possono fare, soprattutto in campo agricolo, insomma, ecco, perché vanno viste inquadrate in un percorso più ampio, che è il percorso che è qui rappresentato, che può sembrare molto difficile, ma adesso lo vediamo velocemente step by step. Noi dobbiamo partire da quello che è il concetto di autoconsumo in generale, perché la comunità energetica poi realizza un autoconsumo diffuso tra più utenti all'interno di un certo perimetro, ma poi alla fine quello è il concetto. Dobbiamo partire invece per arrivare lì dobbiamo partire da un concetto di autoconsumo, quello che conosciamo noi, cioè nel senso l'autoconsumo individuale, che è ancora valido, si può ancora fare e dà ancora i suoi risultati, per passare poi a vedere come questo autoconsumo individuale nel corso degli ultimi 2 anni, diciamo anno e mezzo, si è sviluppato, quindi un soggetto che ha più installazioni, nel senso più siti vicini, più punti di prelievo in giro per il territorio, intestati da propria azienda, in realtà prima di fare una comunità energetica può comunque fare qualcosa lui per se stesso, fondamentalmente, agire come se fosse una comunità, solo che è da solo, quindi non deve fare la comunità, questo è il tema, però questa possibilità ce l'ha. Per passare poi a vedere quando i soggetti sono diversi, sono terzi tra loro, che cosa si può fare. Allora lì bisogna ricorrere probabilmente a qualche strumento in più, però partendo quindi da questa traiettoria, si parte qua dal giallo, si passa qua in basso e si finisce col considerare quindi il caso in cui poi siano coinvolti soggetti terzi. Parliamo dell'impresa agricola da sola, fondamentalmente. L'impresa agricola da sola fa il suo autoconsumo, può benissimo fare il classico autoconsumo, quello che conosciamo. Questo si chiamava SEU una volta, probabilmente avrete sentito parlare di questa cosa, adesso si parla di SSPC, passatemi la sigla, Sistema Semplice di Produzione e Consumo. È un sistema semplice perché c'è un solo soggetto, essenzialmente, in linea di principio. Diciamo, nella cultura, nella storia della regolazione, questa semplicità si rifaceva anche a una semplicità di sito, nel senso devo fare tutto all'interno di uno stesso sito. Adesso non è più così, nel senso che questo autoconsumo individuale si è un po' allargato, cioè posso fare anche in relazione a diversi siti. E quindi è questa la cosa importante da sapere, non è tutto o impianto in casa mia o comunità energetica. Tra l'uno e l'altro c'è tutta una serie di colorazioni, diciamo, della normativa che ti consentono di fare tante altre cose. Allora, ad ogni buon conto, l'autoconsumo individuale è qualcosa che dice io produco energia per me stesso. Adesso vedremo dove. Sicuramente se la faccio a casa mia per il mio consumo di casa, nel senso nel mio sito, la mia azienda, per il consumo della mia azienda va bene, e che cosa risparmio? Risparmio gli oneri di rete e gli oneri di sistema sull'energia che io produco e consumo direttamente. La caratteristica del sistema semplice di produzione e consumo è che c'è un collegamento diretto tra gli impianti di produzione e gli impianti di consumo, collegamento diretto privato del soggetto. Ok, questo mi consente di andare a risparmiare qualcosa. Quello che non prendo dalla rete è risparmiato perché non lo pago più al mio venditore, me lo produco io, quindi ho un costo per produrlo, e però non ho neanche tutti gli oneri accessori, diciamo, di questa fornitura, perché non pago più gli oneri di rete, non pago più gli oneri. Quindi questi sono i reali risparmi dell'autoconsumo. La novità qual è? La novità è che, non so se ho messo io questi segni, chiedo scusa, se con qualche ceggio di zoom è partita questa cosa, ma adesso la rimettiamo a posto, scusate. Dunque, ricondivido. Ecco. La novità è questa, forse un po' sfocato, ma si legge ancora, secondo me. Dunque, l'autoconsumo individuale diretto dall'accezione di sistema semplice in casa mia, nella mia azienda, nel territorio della mia azienda, nel sito della mia azienda, si allarga un po', nel senso che io posso essere anche un utente con più unità di consumo e con più unità di produzione, e non tutte nello stesso sito, L'unità di produzione, peraltro, può essere anche non mia, ma può essere di un produttore terzo. Lei o tutte le unità di produzione, quindi posso sempre avvalermi di un produttore terzo. Quindi posso mettere insieme, con collegamenti diretti, tanti siti aziendali che siano nelle vicinanze,
quanto mi conviene. Certo che se sono a 500 metri magari mi conviene, se sono a 500 chilometri no, perché farmi un collegamento diretto di quella misura magari non riesco neanche per quanto concerne le autorizzazioni, la disponibilità, che adesso vedremo, ma per dire, se ho una serie di installazioni, una serie quindi di consumi, di contatori, lasciatemi dire, di pod, quindi di bollette in relazione a tanti pod, vicini, diciamo, io posso considerare anche che posso mettere che sono un impianto fotovoltaico in uno di questi siti e trasferire l'energia, oltre che al consumo di quel sito dove c'è l'impianto, anche ad altri siti attraverso una serie di collegamenti diretti. Purché siano tutti miei, questo è un po' il concetto. Posso mettere anche più impianti distribuiti con questa logica, purché siano tutti miei, questo è un po' il tema, no? Quindi posso farmi una rete privata aziendale, volendo, questo è il tema. Questa rete privata aziendale è connessa alla rete in un sol punto e quindi funziona come se fosse l'autoconsumo classico, è come se fosse tutto nello stesso sito ma è delocalizzato. Per la verità la normativa consente anche che i soggetti siano tra loro terzi purché appartenenti al medesimo gruppo societario, però magari questo in ambito agricolo forse ha minor valenza rispetto ad altre realtà, però se dovesse esserci la possibilità, vedete che non solo più unità di consumo in relazione ad un utente, ma anche più utenti, più unità di consumo in relazione a più utenti, però dello stesso gruppo societario. Vale lo stesso concetto, faccio un sistema semplice, multisito, connesso con dei collegamenti diretti. Risparmio come fosse un autoconsumo di casa mia. Non ho fatto una comunità energetica. Cosa devo avere? Devo avere la piena disponibilità delle aree su cui installo gli impianti di produzione e dove ho i siti di consumo, ma le linee non devono avere la piena disponibilità del terreno su cui insistono, basta una semplice disponibilità. Significa, vabbè, posso avere la proprietà, che è ancora una piena disponibilità, ma posso avere anche altri diritti, tra cui anche l'usufrutto, scusate, un diritto di servitù, basta, usufrutto d'accordo, posso avere anche un diritto di servitù, la servitù non vale per la piena disponibilità, però vale per la disponibilità semplice di un'area, dove scorrono le linee posso mettere le servitù, ovvero di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, ivi incluse le concessioni rilasciate ai sensi del codice della strada. Cioè vanno bene anche questi titoli per poter posare le linee per farmi la mia rete aziendale. Vale la pena farla? Di fatto, qui abbiamo già detto tutto. Vale la pena farla la rete aziendale? Sì, la faccio. No, perché mi costa troppo. L'autoconsumo diffuso in realtà io lo posso fare anche attraverso la rete elettrica. Cioè, è un concetto un po' più fine rispetto a quello di prima. Il collegamento hardware mi viene da pensare che normalmente l'energia che produco va dove la devo consumare, e questo è vero. Se ci metto in mezzo una rete pubblica, dove sta un po' il concetto? Il concetto sta che se io produco in certi siti e consumo in altri siti, non c'è un netting dell'energia, ma è come se ci fosse dal punto di vista del sistema, e quindi il sistema mi riconosce qualcosa, cioè mi ridà indietro, mi ritorna, mi rifonde degli oneri di rete che avevo pagato ma che non ho, ma che non avrei dovuto pagare perché stavo facendo autoconsumo, per esempio. Non mi ritorna gli oneri generali, me li fa pagare, però mi dà un incentivo sulla parte che ho autoconsumo, che più che compensano gli oneri, direi, è quasi meglio avere l'incentivo che non pagare gli oneri, ecco, da questo punto di vista. Quindi lo schema è lo stesso di prima, faccio autoconsumo, non pago più gli oneri di rete ancora, quindi se faccio anche il diffuso con la rete, non pago più gli oneri di sistema nella soluzione hardware, pago gli oneri di sistema soluzione hardware, però invece per contro avrò un incentivo, li pago ma avrò un incentivo. L'energia cosa succede? L'energia non mi viene nettata, se nell'autoconsumo fisico, quello col filo mio, io l'energia non la prendo più oggettivamente dall'esterno, proprio non viene più contabilizzata dal contatore, qui viene contabilizzata quando la prelevo dalla rete, la consumo, quindi la pago, però dall'altra parte la vendo, cioè quindi il valore della vendita compensa il valore dell'acquisto dall'altra parte, quindi ancora una volta ho compensato il valore dell'energia che ho prodotto e autoconsumato virtualmente in questo modo. Quindi vedete che ancora una volta non ho dovuto fare una comunità energetica. Io con la mia azienda multisito ho potuto ottenere tutta una serie di vantaggi. Certo è che, allora, queste cose le abbiamo già spiegate, certo è che
se questo fenomeno, anziché farlo con siti tutti miei, vogliamo metterci in più aziende a farlo, quindi io sono un'azienda, tu sei un'azienda, io produco per me stesso, ma tu vuoi autoconsumare in un certo senso l'energia che ho prodotto io, la cosa si può fare? Sì, si può fare, però dobbiamo costituire una collettività a questo punto. Collettività, perché io da solo non faccio collettività, la collettività la faccio tra più soggetti. Quindi io da solo con un altro soggetto possiamo fare una collettività. È necessario ancora fare una comunità energetica? Non è detto, nel senso che se le utenze stanno organizzate in una logica di condominio, di super condominio, il condominio non è soltanto quello che conosciamo nelle città, cioè il palazzone, il condominio è un'accezione un pochino più ampia, è un medesimo edificio o un insieme di edifici che hanno parti comuni, ok? Basta che ci siano multiproprietà, questo è il tema, e questo è un condominio, oppure uno stesso edificio occupato da più soggetti, stesso edificio di unica proprietà ma occupato da più soggetti. Forse questo è più difficile in agricoltura, è più facile il primo. Quindi l'idea di tanti edifici che condividono parti comuni, spazi comuni, servizi comuni, parti comuni, quindi questo è il tema. Se non ho un perimetro di questo tipo condominiale, allora devo per forza ricorrere a una comunità energetica. Di sì, arrivo a fare la comunità energetica. Quando proprio non ne ho più, cioè non ho altri modi per tenere insieme i soggetti, il modo naturale che ho, l'ultima spiaggia, tra virgolette quasi, è la comunità energetica. Quindi è una logica un po' invertita rispetto a quello a cui noi siamo abituati a sentire, no? Ci dicono bisogna fare le comunità energetiche perché saranno il bene del sistema. Momento, allora, la comunità energetica è una possibilità, è uno strumento che serve a determinate cose quando serve. Ecco, questo ci tenevo a farvi arrivare. Questo è lo schema della comunità energetica. La comunità energetica comunque è una virtualità, cioè sono soggetti connessi alla rete elettrica che prelevano e pagano il loro bolletto, emettono e prendono i soldi di ricavo per l'energia venduta sul mercato, da soli, senza comunità. Se si mettono insieme a fare una comunità, nel rispetto delle condizioni della comunità, che sono la sottensione di una medesima cabina, che è quella primaria, e con impianti di potenza fino a una certa soglia, che sono quelli del megawatt nel nuovo regime, nel vecchio regime, che è ancora tuttora il regime corrente, peraltro, perché il regime sperimentale è tuttora corrente, quindi non è la cabina primaria, è la cabina secondaria, il megawatt non è un megawatt, ma sono 200 kilowatt, quindi è più piccolo, il regime sperimentale lavora su aggregati più piccoli, diciamo così. No? Quindi, però se ci si mette insieme nel rispetto di queste condizioni, si riesce a mettere a fattor comune l'energia. Quando viene immessa si calcola se viene anche prelevata dagli altri soggetti. Allora, se questo accade, l'energia viene condivisa, sull'energia condivisa c'è una restituzione di oneri, come abbiamo visto prima, un incentivo, che viene dato alla comunità in qualità di ente, perché la comunità è un soggetto giuridico, come adesso vedremo, e quindi questo lo ridistribuisce all'interno dei soggetti della comunità liberamente scelti. Noi adesso abbiamo parlato di condizioni, finiremo col vedere come per l'agricoltura queste condizioni poi alla fine sono state smontate, quindi potrebbe essere qualcosa che vale la pena, a cui vale la pena guardare. Tenete in mente questa cosa, quindi il concetto generale è posso fare la comunità se rispetto certe condizioni, ma poi per l'agricoltura queste condizioni sono state molto rilasciate. Quindi, cosa c'è di interessante in questa evoluzione? C'è di interessante il fatto che ognuno deve farsi una propria comunità energetica? In realtà la norma, allora, la comunità energetica è un soggetto giuridico, quindi bisogna costituire un soggetto giuridico. E quindi la domanda è, ma tanti soggetti che fanno tanti aggregati, diciamo, devono costituire ciascuno una comunità energetica, quindi rompersi le scatole a farsi uno statuto, costituire uno strumento, uno soggetto giuridico, eleggersi un consiglio direttivo, un membro dei direttori, un board of directors, dobbiamo per forza fare queste cose. La normativa consente che vi siano anche comunità energetiche, la medesima comunità energetica è caratterizzata da un unico statuto che può identificare una pluralità di sottoinsiemi, ciascuno afferenti ad un'area di una cabina primaria. Questa è la norma generale per la valorizzazione dell'autoconsumo. E questo lo dice la norma, questo lo dice l'autorità, il GSE ci dirà poi come fare nel dettaglio.
Però attenzione ancora, si rifà la cabina primaria, quindi devo fare una comunità per cabina primaria? No, devo fare una comunità, posso fare una comunità ampia che abbia sotto tanti aggregati. E qui veniamo al punto, per l'agricoltura questi aggregati, le condizioni per gli aggregati sono state completamente smontate, perché l'articolo 47,10 del decreto legge 13/2023 dice questa cosa. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, e come Confagricoltura si sta ovviamente facendo un ragionamento su questo, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135, da cooperative e loro consorzi, possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di quell'articolo 8, che sono poi alla fine incentivi per le comunità, per l'autoconsumo diffuso, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi impianti agrivoltaici, anche per potenza superiore a 1 megawatt, quindi la condizione del megawatt è stata rimossa per gli agricoltori, e fermo restando il pagamento degli oneri di rete. Per la quota di energia condivisa da impianti stessa cabina primaria, l'energia condivisa da impianti utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga ai requisiti della normativa generale. Quindi posso fare aggregati con impianti superiori ad 1 megawatt e che siano aggregati anche che non siano sotto la stessa cabina primaria. Quindi posso aggregare come voglio. Potrei fare anche un unico aggregatore, diciamo, a livello nazionale. Questo è il tema. Forse, ecco, il GSE ci restringerà sulla zona di mercato, questo potrebbe essere casomai il vincolo che potrà essere introdotto, però comunque anche una zona di mercato è molto ampia. La zona di mercato zona nord, per esempio, va dalla Valle d'Aosta al Friuli Venezia Giulia, passando per l'Emilia Romagna, cioè quindi ecco, vediamo che è veramente molto ampia, diciamo, la possibilità di costituire una comunità energetica che gestisca un aggregato solo o una miriade di aggregati all'interno di una zona molto ampia, no? Quindi è tutto aperto. Non solo comunità energetica, ma guardate bene, la stessa deroga vale anche articolo 47,11, cioè se il decreto il comma successivo, si applicano queste norme altresì alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile, di cui l'articolo 30 del decreto legislativo 199/2021. L'articolo 30 del 199 è esattamente quello che abbiamo visto prima, cioè l'autoconsumo diffuso del singolo soggetto su più siti che utilizza la rete, per esempio. Ok, quindi avete più siti aziendali che non stanno sotto la stessa cabina primaria, non importa, potete fare comunque autoconsumo diffuso perché siete imprese agricole. Questo è il tema. La legge consente di fare anche questo. E questo comma 11 consente quindi di avere l'incentivo, ovviamente, e di avere la restituzione degli oneri di rete sulla parte di energia autoconsumata in forma diffusa. Forma diffusa vuol dire che c'è la rete di mezzo. Cioè, quindi ecco che in realtà per l'agricoltura si apre veramente uno scenario di tutto rispetto, insomma, da considerare, di cui, mi permetto ancora di insistere, la comunità energetica gioca sì un ruolo, potrebbe sì giocare un ruolo, ma non è l'unico strumento a cui bisogna tendere per forza. Si possono fare tante altre cose. Ecco, grazie Marco Pezzaglia, grazie per la relazione sulle comunità energetiche. Ovviamente se ci sono delle domande io aspetterei l'intervento di Roberta Papili e dopo magari lasciamo lo spazio alle domande su questo argomento, quello sul parco agrisolare che adesso affronterà Roberta. Vedo che tanti stanno scrivendo, vi dico che dopo le affronteremo piano piano, anche perché sono sicuro che per qualche domanda che è stata posta diciamo, nella chat del webinar, le risposte arriveranno nella relazione di Roberta. Comunque dopo siamo a disposizione per leggerle tutte assieme. Chiedo a tutti di chiudere i microfoni così sentiamo tutti in maniera corretta. Prego. Roberta.
Eccoci. Scusate, facciamo un cambio postazione. Mettiamo anche a schermo pieno. Perfetto. Allora, diciamo che il mio compito è quello di fare un attimo il punto sulla parte dell'agrivoltaico, raccontando un po' che punto siamo con, soprattutto con il decreto PNRR che darà poi attuazione a questa misura che vedete indicata qui nella prima slide, e poi qualche informazione, diciamo, anche sul piano di come può essere realizzato di fatto un impianto agrivoltaico, perché più volte ci chiedono ma che differenza c'è tra un impianto fatto in un certo modo rispetto ad un altro. Un impianto agrivoltaico a condizione che sia realizzato in terreno agricolo, vedremo che non è così. Allora, decreto PNRR che va a finanziare la realizzazione degli impianti agrivoltaici, abbiamo detto è uno dei tanti diversi decreti che nell'ambito del PNRR andranno a supportare la realizzazione degli impianti fotovoltaici in ambito agricolo. Adesso trattiamo appunto l'agrivoltaico e dopo proseguiremo con la parte parco agrisolare. Come ci aveva accennato Marco, anche sulle comunità energetiche, sistemi di condivisione, anche qui c'è una misura specifica del PNRR, no? Abbiamo visto prima, e quindi questo per dire che le possibilità che avranno le imprese nei prossimi mesi per andare a realizzare configurazioni di produzione fotovoltaica possono essere veramente diverse in relazione a quelle che sono anche le disponibilità in termini di superfici delle aziende. Altra cosa che vale la pena ricordare è che le forme di sostegno alla produzione di energia fotovoltaica nei prossimi mesi non si esauriranno solo con il PNRR, che è uno strumento straordinario, eccezionale, che soprattutto mette diciamo, a disposizione sia tariffe incentivanti che aiuto in conto capitale, ma si proseguirà nei prossimi mesi con le politiche di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, inclusa la produzione fotovoltaica, e quindi ragioneremo tra qualche mese del diciamo, nuovo decreto che sostituirà il decreto FER 1, cioè quel decreto del 2019 che sta continuando a finanziare la produzione di energia fotovoltaica. Quindi questo giusto per fornire un po' una visione complessiva. Soffermandoci però sul tema della misura sviluppo agrivoltaico, vi racconto un po' come è impostata questa misura. Innanzitutto la competenza in questo caso è del MASE, quindi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ed è una misura che è finalizzata proprio a rendere più competitivo, si dice, il settore agricolo. Mossa, diciamo, da questo obiettivo, individua come soggetti beneficiari sostanzialmente le imprese agricole nella forma singola associata, cooperative o aree agricole, oppure delle associazioni temporanee di imprese che però devono includere almeno un'impresa agricola. Quindi questo per dire che è fortemente collegato ad un beneficiario che svolge un'attività agricola a diverso livello. Che cosa finanzia in questo caso? Finanzia dei sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, cioè il decreto comincia diciamo, ad affinare un po' il tiro rispetto a quella che era la previsione generale della misura PNRR, e poi vedremo cosa significa sistema agrivoltaico di natura sperimentale. Fissa anche un target di potenza finanziabile che è di circa 1 gigawatt. Per impianti di qualsiasi potenza, quindi non mette un limite, una soglia massima di potenza per singolo impianto finanziato. La forma dell'incentivo è una forma duplice che si sostanzia in una quota di conto capitale fino al 40%, e su questo c'è diciamo poco più di 1 miliardo a disposizione, più una tariffa incentivante che vedremo poi come è strutturata. Attualmente siamo nella fase che il MASE ha predisposto questo schema di decreto, in realtà è qualcosa che risale ormai a settembre del 2022, l'avvio della notifica a Bruxelles. È in corso la valutazione da parte della Commissione, ci attendiamo che nel breve, diciamo entro l'estate, questa è un po' l'attesa, ci possa essere una restrizione da parte della Commissione per poi arrivare quindi all'emanazione di un primo bando per agrivoltaico sperimentale PNRR già nel 2023.
La misura, come tutte le misure PNRR, deve esaurirsi poi nell'estate del 2026. Dicevamo impianto agrivoltaico di natura sperimentale, che cos'è? Quindi quale tipologia di impianti verranno finanziati? Questo gigawatt come deve essere fatto? Si tratta di soluzioni integrate innovative, come ci dice il decreto, riprendendo quella che è una previsione legislativa che è stata introdotta diciamo 1 anno e mezzo fa, e soluzioni integrative con dei moduli elevati da terra, quindi devono essere elevati senza specificare di quanto, ipotizzando che questi moduli possano essere messi in rotazione, e sicuramente queste soluzioni non devono compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale, quindi diciamo introduce l'elemento dell'attività sia in termini di coltivazione del sito ma anche di allevamento. Questi sistemi possono essere anche dotati di sistemi di agricoltura digitale e di precisione, ma non è evidentemente un obbligo, anche se poi probabilmente sarà naturale dotare questi impianti di queste soluzioni. Detto questo, viene introdotto l'altro elemento fondamentale per gli impianti agrivoltaici di natura sperimentale o, diciamo in maniera più sintetica, quindi impianti agrivoltaici avanzati. Questi impianti sono dotati di sistemi di monitoraggio appunto della continuità dell'attività agricola, e su questo lo riprenderemo poi dopo. Ci sono delle specifiche linee guida redatte da CREA insieme al GSE che daranno indicazioni poi agli operatori su come andare ad applicare il sistema di monitoraggio, e che tipo soprattutto di informazioni raccoglierle e come trasferirle poi al GSE. Oltre alla continuità dell'attività agricola, va poi verificato per questi impianti anche ulteriori parametri quali il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici. Queste, diciamo, sono delle previsioni proprio specifiche del PNRR. Aggiungiamo qualche ulteriore elemento descrittivo. Il decreto, partendo un po' dal lavoro che è stato fatto nel 2022 con delle linee guida dell'allora MITE sugli impianti agrivoltaici, definisce quelli che sono i requisiti progettuali e i requisiti di esercizio di questi impianti affinché possano poi accedere agli aiuti. I primi requisiti che quindi trovate indicati sono sicuramente quello della continuità dell'attività agricola, intesa anche come conduzione della superficie per almeno il 70% di quella che è la superficie occupata dal sistema impianto. E se abbiamo detto che gli impianti devono essere elevati, proprio andando a diciamo, riprendere il lavoro delle linee guida del MITE, vengono fissati proprio due altezze in relazione a quella che è poi la conduzione del sito. Quindi se faremo attività zootecnica, l'altezza minima è 1,3 metri, piuttosto che se facciamo attività culturale l'altezza minima diventa 2,1 metri. Esiste anche la possibilità di fare, come vedete nella prima immagine in basso a sinistra, anche degli impianti perpendicolari, diciamo moduli messi in maniera perpendicolare rispetto al suolo. In quel caso l'altezza minima è sempre quella di 1,3 che vale per i sistemi zootecnici. Per quanto riguarda poi, passando quindi ai requisiti di esercizio, sicuramente vanno verificate in applicazione di guida del CREA la continuità dell'attività agricola sotto l'impianto, e l'ho sottolineato perché la differenza rispetto a un fotovoltaico su un terreno agricolo che può avere diciamo, diverse configurazioni l'ha fatto proprio questo, la capacità e la possibilità di andare a coltivare sotto i moduli, come dice in alcuni passaggi del decreto. E poi l'altro parametro importante, requisito importante, è quello della producibilità elettrica minima, ovvero bisogna sempre tener conto che devono essere diciamo, delle soluzioni efficaci sicuramente sul piano agricolo, agronomico, ma anche sul piano energetico, per cui rispetto ad una soluzione standard l'impianto a terra deve garantire una certa quota di produzione che trovate indicata quindi qui nella slide. Vi citavo prima le linee guida impianti agrivoltaici, qui trovate semplicemente il riassunto di quelle che sono i diversi requisiti che può avere un impianto fotovoltaico realizzato in terreno agricolo, e quando un impianto fotovoltaico realizzato in terreno agricolo può essere definito avanzato, e quando può essere
ammissibile agli aiuti del PNRR. Qui trovate quindi tutto un elenco di requisiti che va dal punto A al punto E, e come vedete da ultimo l'impianto fotovoltaico che può accedere alla misura PNRR sarà quello che avrà tutti i requisiti indicati qui. Quindi diciamo che sarà non solo spazialmente fatto in un certo modo che avrà delle caratteristiche, ma sarà anche quello dotato di tutti i sistemi di monitoraggio di cui abbiamo detto. Qui trovate sempre rappresentato in maniera sintetica, preso sempre dalle linee guida del MITE, quanto l'impianto può essere avanzato e quando no. Quindi vedete nella prima figura quando la coltivazione può essere fatta sotto i moduli, è sicuramente una tipologia avanzata. Può ancora essere, diciamo, ammissibile quando la coltivazione viene fatta tra le fili dei moduli, perché abbiamo detto se l'impianto è comunque sollevato, se c'è, diciamo, si può fare nel caso in cui invece l'altezza, come viene indicato qui, per esempio il tipo 2, se l'altezza dei moduli è sotto diciamo, quei valori che avevo detto, anche garantendo il requisito della coltivazione sul 70% della superficie, comunque l'impianto non sarebbe classificabile ai fini del PNRR, per cui fare attenzione ad avere tutti i requisiti che sono stati indicati. E poi c'è il terzo caso dell'impianto invece in posizione verticale. Per cui questi sono degli esempi per andare a focalizzare poi in maniera magari più precisa le tipologie di impianti agrivoltaici avanzati o non avanzati, quindi ammissibili o non ammissibili agli aiuti PNRR. Qualche piccola informazione, anticipazione anzi sul lavoro che sta facendo il TREA con il GSE sul monitoraggio della continuità agricola. Queste linee guida sono le linee guida ancora diciamo, in lavorazione, o quantomeno non sono state ancora pubblicate. Noi naturalmente abbiamo avuto una condivisione con il TREA, che quindi ci ha anticipato qualche elemento che trovate qui. Quindi sostanzialmente si tratterà, il monitoraggio sarà fatto sulla base del fascicolo aziendale, quindi con un'analisi di quella che è la situazione poi dell'azienda rilevabile al fascicolo aziendale, ma anche integrata con delle relazioni tecniche, vedremo, e sono poi individuati degli indicatori rispetto ai quali si andrà a verificare se effettivamente la continuità dell'attività viene realizzata o meno. Naturalmente è una linea guida che ipotizza anche diciamo, il caso di un nuovo soggetto che entra e quindi va a realizzare questo tipo di attività, e quindi saranno diverse le verifiche poi rispetto al pregresso. Dicevamo quindi, qui trovate ulteriori indicazioni sulla parte della relazione agronomica, quindi come vedete storia del sito su cui sostanzialmente si va a realizzare l'impianto, attività di semine e raccolta che è stata fatta per esempio nei 3 anni precedenti l'avvio poi della produzione di energia, quelle che sono le infrastrutture a disposizione, perché abbiamo detto che bisogna monitorare anche la parte dell'acqua, monitorare la resilienza al cambiamento climatico e via via. E naturalmente questi diciamo, sono poi previsti delle comunicazioni, cioè della messa a disposizione lato GSE di tutta una serie di informazioni, perché poi verranno anche fatti non solo una verifica su base documentale, ma anche dei controlli a campione. Detto questo, e chiarito un po' diciamo, la parte generale su cosa sia un impianto agrivoltaico avanzato, veniamo un attimo a quelle che sono le prospettive di incentivazione. Lo accennava già Donato all'inizio, il decreto agrivoltaico è un decreto che rispetto al testo che era stato notificato alla Commissione solo a settembre 2022, l'ultimo testo che diciamo, che in qualche modo è circolato e che è datato 3 maggio evidenzia una novità per noi molto importante, che è stata nel fatto di riconoscere, diciamo, non solo in termini generali come la misura sia una misura per il mondo agricolo, ma di fatto poi prevedendo che ci fosse un contingente dedicato a imprese agricole e soprattutto che ci fosse una modalità di accesso a un meccanismo di incentivazione alla portata dell'azienda agricola. Quindi rispetto ad un primo testo dove c'era solo diciamo, i beneficiari non indistinti, dove l'unica modalità per accedere all'incentivo era quella su base di asta a ribasso, oggi il decreto diciamo, di cui abbiamo preso visione
parla di un contingente dedicato alle imprese agricole per realizzare impianti fino ad 1 megawatt e soprattutto una modalità di accesso all'incentivo mediante l'iscrizione al registro. Quindi non c'è più il tema delle aste, non c'è più il ribasso del livello di incentivo e via via. L'incentivo è composto da 2 elementi, un contributo in conto capitale fino al 40% dei costi ammissibili ed una tariffa incentivante. La tariffa incentivante viene riconosciuta sulle energie messe a rete. Viene anche previsto che per i piccoli impianti fino a 200 kW si possano avvalere di una tariffa onnicomprensiva. Quindi che significa cedo energia al GSE che mi riconosce in un'unica soluzione incentivo e vendita. Nel caso invece la tariffa incentivante l'energia rimane al produttore, nel senso la può valorizzare come ritiene, la può autoconsumare, la può vendere, la può cedere diciamo, in altre modalità e configurazioni. Questo incentivo verrà riconosciuto per 20 anni. Entriamo ancora più nel dettaglio di quello che è diciamo, i valori, almeno, torno a ripetere, in questo testo che è adesso all'analisi della Commissione. La tariffa, diciamo, per andare a determinare l'incentivo, la tariffa incentivante si parte da una tariffa di riferimento, che è già indicata nel decreto, e che è una tariffa di riferimento che varia diciamo, per tipologia di impianto o meglio di potenza. Quindi per impianti fino ai 300 kW viene definita una tariffa e per impianti di potenza superiore, come vedete nella tabella, c'è una tariffa normalmente di livello un pochino più basso. Anche per la parte del conto capitale vediamo come c'è una distinzione del costo per kilowatt installato per impianti fino a 300 kW rispetto ad impianti di potenza più grande. Quindi passiamo dai 1.700 per impianti più piccoli ai 1.500 euro per kilowatt picco installato. Poi magari alla fine della diciamo, presentazione anche del patto degli solari potremo fare qualche valutazione complessiva tra i vari strumenti. Altro elemento importante è quello che si vuole diciamo, diffondere il modello dell'agrivoltaico da nord a sud e quindi proprio per far sì che soprattutto nelle aree a minore produzione fotovoltaica in termini insomma, di producibilità ci sia un vantaggio a realizzarli, per cui avremo anche che le tariffe che sopra trovate indicate verranno maggiorate in relazione alla regione nella quale si realizza l'intervento. Qui trovate indicate le voci di spesa che saranno ammesse ai fini appunto del contributo in conto capitale. C'è sicuramente la parte di realizzazione dell'impianto che va dai moduli a, diciamo, a tutte le varie componenti, ma c'è anche poi il sistema di connessione alla rete elettrica, ci sono i sistemi di accumulo, ci sono attrezzature per il monitoraggio e via via, quindi insomma sono diverse le spese che si possono portare poi a rendicontazione. Questi impianti poi una volta ammessi a contributo entro 18 mesi devono entrare in esercizio. Venendo ad ulteriori requisiti per l'accesso al bando, vale la pena sottolineare che in questo caso per il decreto agrivoltaico bisogna possedere al momento della domanda il titolo abilitativo, quindi bisogna avere impianti autorizzati e soprattutto bisogna anche già aver accettato in via definitiva il preventivo di connessione. Poi ci sono naturalmente tutta una serie di altri requisiti dove ad esempio c'è il DNSH, ovvero il rispetto poi di tutta una normativa sulla tipologia di impianti che si vanno a realizzare, modalità di realizzazione, materiali che si utilizzano e via via. Poi c'è anche la previsione per impianti diciamo, più strutturati, e questo poi capiremo con le regole applicative del GSE, quale può essere lo spartiacque, comunque il possesso di una dichiarazione di istituto bancario che attesti capacità finanziaria ed economica del soggetto richiedente l'aiuto. Citavo il GSE e le regole applicative perché, come abbiamo imparato a conoscere con l'agrisolare, anche in questo caso il decreto sarà poi completato da un bando, da un avviso, e l'avviso sarà, diciamo, ci fornirà informazioni non solo sulla data di apertura del registro, quello che sarà, le aste, ma ci dovrà fornire una serie di indicazioni in merito alla documentazione da presentare in fase di domanda, piuttosto che i contratti che verranno stipulati con il GSE e via via.
Sicuramente ci aspettiamo nel regolamento operativo vengano forniti ulteriori requisiti, come vedete qui, evidenziati, dimensionali e costruttivi degli impianti, cioè detto che vale quanto vi ho già raccontato su quei requisiti progettuali, ma non è detto che si possano integrare che il GSE li possa eventualmente integrare, soprattutto andando anche a specificare i casi in cui poi si realizza eventualmente un decadimento dell'incentivo a fronte, no, di una non conformità. E questo soprattutto per quanto riguarda la lettera H sul monitoraggio. Ultimissima slide che segnalo è il tema, è vero che queste soluzioni devono, per poter accedere al bando, diciamo, dobbiamo possedere il titolo realizzativo e via via, bisogna anche ricordare che sulla diciamo, legislazione degli ultimi 2 anni ha introdotto tutta una serie di misure per accelerare la diffusione del fotovoltaico anche in aree agricole, dell'agrivoltaico in particolare. Da ultimo c'era una novità che aveva già citato Donato, cioè che vanno cioè senza autorizzazione in attività edilizia libera gli impianti agrivoltaici, in questo caso realizzati ad un'altezza, diciamo, il punto più basso dei moduli a 2 metri da terra. Quindi è evidente che diciamo, è stato fatto un percorso che va in questa direzione, ma mancano ancora degli elementi, che un elemento fondamentale è quello ad esempio della individuazione in maniera diciamo, puntuale delle aree idonee poi a livello regionale. Sono state già definite normalmente nel corso dell'ultimo anno e mezzo alcune aree idonee proprio per accelerare questo percorso e tenuto conto che alcune soluzioni potranno prevedere comunque dei tempi di autorizzazione o banalmente anche di messa a disposizione di un preventivo di connessione, no? Che può richiedere anche diversi mesi, quindi sono state già definite anche delle aree idonee. Però è un percorso che si deve ancora completare, proprio perché manca un decreto che su base nazionale individuerà tutti i criteri con i quali poi le regioni a loro volta andranno a definire diciamo, le aree idonee a livello, dicevo, territoriale. Per cui ecco, su questo poi magari daremo ulteriori informazioni. Sul punto agrivoltaico, diciamo, ho concluso con le informazioni, non so se c'è qualche domanda, se la vogliamo vedere adesso, poi ci lasciamo poi in coda. Massimo proponeva facciamo in coda con l'agricoltura. Sì, io direi di fare tutto in coda e adesso c'è giorni sul parco agrisolare, dopo se ci sono delle domande magari chiedo anche a Nicola di aiutarmi per sintetizzarle, magari leggendo assieme sulla chat. Poi adesso non so Roberta o Donato chi porta avanti il discorso del parco agrisolare. A Donato. Donato, benissimo. Questa chiusa. Un attimo solo, questa chiusa. Mentre risistemiamo le slide, volevo solamente concludere sull'agrivoltaico, su alcuni elementi che aveva in qualche modo indicato Roberta per chiarirci un po' quali sono i percorsi paralleli che si andranno a sviluppare. Allora, noi abbiamo una riammissione dell'agrivoltaico come il flottante, cioè l'agrivoltaico avanzato e il flottante sono stati riammessi agli incentivi. Per cui abbiamo un primo provvedimento che è andato a modificare la legge del 2012 che aveva vietato qualsiasi tipo di incentivo sul fotovoltaico a terra, quindi abbiamo la riammissione anche dell'agrivoltaico. Detto questo, abbiamo in piedi il provvedimento che ha descritto Roberta, quindi obiettivo 1 gigawatt al 2026 con agrivoltaico avanzato. Abbiamo l'altro tipo di agrivoltaico appena descritto, ma soprattutto poi una serie di interventi che si stanno sviluppando sul territorio che sono chiaramente condotti soprattutto da fondi e player dell'energia, su cui chiaramente c'è, diciamo, la partita più grossa sia dal punto di vista di gestione territoriale sia dal punto di vista appunto delle opportunità che si possono sviluppare anche per le imprese. E qui stiamo parlando di tutto l'altro settore che riguarda la cessione del diritto di superficie, quindi è uno degli altri argomenti che stiamo cercando anche di affrontare nel PNIEC
per dare un minimo di diciamo, obiettivi condivisi, visto che c'è il rischio che più o meno 100-120 mila ettari saranno probabilmente destinati allo sviluppo del fotovoltaico. Era una parentesi per riportare un po' le varie situazioni che noi andremo a gestire sul territorio. Se Massimo mi permetti, così non faccio salti di slide, mi prendo proprio 2 minuti per fare il punto sulla parte meccanizzazione e innovazione, perché sono tutte misure che comunque sono collegate al pacchetto. Sì, molto interessante anche questo, magari sì, è una parentesi, però ne parlavo proprio qualche giorno fa con Andrea Comacchio, anzi 2 giorni fa all'Assemblea di Treviso con Andrea Comacchio, che è direttore di tutta l'area agricoltura della Regione Veneto, e su questo argomento che tu stai presentando, quindi tutto il fondo innovazione, ci sono 25 milioni riservati alla Regione Veneto per uno specifico bando. Quindi molto interessante, molte persone mi hanno chiesto qualche informazione su questo, dopo riprendiamo il parco agrisolare. Vai Donato. Dicevo che noi abbiamo una misura specifica nel PNRR, sempre nel pacchetto che riguarda l'agricoltura, che sono 500 milioni dedicati alla meccanizzazione e all'innovazione. Abbiamo avuto un primo bando che era dedicato esclusivamente ai frantoi di 100 milioni, che ha preso già la sua strada, e poi abbiamo ancora 400 milioni che devono essere dedicati diciamo, alla riduzione, o meglio alla eliminazione delle emissioni nella circolazione, diciamo, del parco macchine agricolo. Così era nata la norma. Poi man mano ci si è resi conto che era inapplicabile per una serie di motivi, per cui, come vedete e come vedrete, si è cercato da parte del Ministero, e devo dire che ci ha anche consultato sull'argomento, di riuscire a trovare delle soluzioni. Comunque intanto i 400 milioni, come diceva Massimo, sono stati già ripartiti tra le regioni nel decreto che ha in qualche modo indicato i criteri per il bando dei frantoi, e qui vedete appunto che per il Veneto, per il fondo meccanizzazione, ci sono circa 25 milioni. Quindi questi 25 milioni potranno essere disponibili una volta che il Ministero della Sovranità Alimentare ha definito i criteri generali, poi saranno le regioni con i propri bandi ad andare a determinare poi l'applicazione effettiva. Qui vedete in questa slide come il Ministero ha inteso in qualche modo interpretare in maniera complementare la misura meccanizzazione, i 400 milioni di cui parlavamo, insieme al fondo innovazione. Il fondo innovazione è stato creato con l'ultima legge di bilancio e ha messo a disposizione 225 milioni. Poi effettivamente, diciamo, su tutto il territorio nazionale supponiamo che saranno massimo 150, perché gli altri 75 probabilmente saranno destinati all'Emilia Romagna per far fronte ad alcune tematiche che hanno riguardato appunto le questioni dei danni dell'alluvione. Però detto ciò, il Ministero sta impostando questo, diciamo, tutte e due, sia il bando fondo innovazione sia i criteri per l'applicazione della meccanizzazione a livello regionale. Ultima notizia di oggi pomeriggio da parte dell'unità di missione del MASAF è che dovrebbero partire a settembre, quindi occorre comunque anche qui fare molta attenzione, perché insomma ci ritroveremo poi anche da settembre a dicembre anche questa possibilità. Quindi vedete, hanno più o meno indicato che il bando meccanizzazione, quindi il PNRR, avrà la possibilità di investimenti fino a 60.000 euro, quindi investimenti più limitati, però legati alla digitalizzazione, legati al risparmio delle risorse idriche, quindi insomma una serie di interventi che in qualche modo possono produrre diminuzione delle emissioni. Chiaramente questo era destinato soprattutto alle macchine agricole. Anche qui dentro ci sarà la possibilità di intervenire, ma chiaramente con investimenti fino a 60.000 euro è chiaro che trattasi poi di piccoli interventi. Invece il fondo innovazione verrà destinato con investimenti e progetti da 60.000 a 500.000 euro. Quindi qui vedete un po' l'elenco delle tipologie di macchinari su cui si potrà intervenire, però
è un fondo, come dicevo, estremamente importante su cui occorre fare molta attenzione per chi ha interesse appunto ad investire, perché comunque qui siamo in un certo senso, visto anche l'importanza del conto capitale che sarà messo a disposizione, non dico che siamo in continuità con il credito 4.0, ma quasi. Sicuramente ci sono delle procedure un po' più complesse, però tendenzialmente dovrebbe essere un intervento abbastanza semplificato. Non mi soffermo su tanti fattori, però tendenzialmente qui vedete gli obiettivi, comunque riguarderà le imprese agricole, anche le aziende agromeccaniche. Per quanto riguarda le agevolazioni, qui il sistema è un po' complesso, però tendenzialmente il conto capitale varierà dal 50 al 60%, più o meno queste sono le indicazioni che andranno a dettagliare, quindi sicuramente un intervento abbastanza importante per quanto riguarda l'intervento sul conto capitale. E qui vedete l'elenco degli interventi, sono diciamo macchine e attrezzature anche di un certo rilievo, ma soprattutto anche trattrici agricole di nuova generazione, anche per quanto riguarda lo stage 5, quindi le motori del servizio da combustione, quindi anche questi saranno ricompresi, quindi insomma diciamo che è un intervento estremamente importante. Qui vi lasciamo anche qualche piccola indicazione sulle procedure, sono ancora frutto di uno schema di DM, quindi non sappiamo ancora se sono certe, però sicuramente sarà un intervento a sportello, quindi più o meno chi prima riesce a presentare la propria progettualità prima avrà possibilità appunto di accedere alla misura. Andiamo al parco agricolare. Diciamo che molte... Scusa, volevo intervenire dicendo, no, dandovi delle notizie proprio da parte della Regione Veneto, quindi avete capito, per quello che riguarda interventi fino a 60.000 euro, ci sarà uno specifico bando per 25 milioni di euro da parte della Regione Veneto, perché sono queste le risorse che sono state destinate alla nostra Regione. E sarà un bando molto simile ai piani di sviluppo rurale che noi conosciamo, quindi più o meno con le stesse modalità. Invece per quello che riguarda investimenti superiori si andrà appunto all'interno della logica del fondo innovazione, come vi ha descritto prima Donato, e quindi sarà un bando particolare, specifico ISMEA a sportello e con modalità completamente diverse dalla gestione regionale. Ecco, questo... Quindi di livello nazionale, quindi insomma diciamo esatto. più Esatto. concorrenza rispetto alla partecipazione. Esatto. Andando al parco agricolare, dicevo, ci sono una serie di elementi che conosciamo già dal primo bando. Per quanto riguarda gli obiettivi, diciamo che il secondo bando ripercorrerà più o meno nella stessa maniera il primo bando, quindi il decreto come diciamo obiettivi li ha ripercorsi tal quali, quindi in tale contesto sappiamo appunto che erano stati destinati 1,5 miliardi al parco agricolare e abbiamo una serie di scadenze che ci pone il PNRR per quanto riguarda i vari obiettivi da raggiungere. Come vedete nel 2022 c'era l'obiettivo di raggiungere il 30% e più o meno è stato raggiunto e superato anche leggermente, come vedremo. Nel 2023 abbiamo l'obiettivo del 50% per chiudere poi nel 2024 con l'assegnazione di tutte le risorse. Fermo restando, come vedete dal cronoprogramma, che nel 2026 a giugno, come tutti i progetti del PNRR, si deve arrivare alla conclusione. Chiaramente su questo si stanno facendo già una serie di valutazioni, perché sappiamo che in alcuni territori ci sono problemi per quanto riguarda le connessioni, sono avvenute anche situazioni come quella dell'Emilia Romagna abbastanza particolari, quindi probabilmente occorrerà poi verificare se effettivamente la data del giugno 2026 si riesce in alcuni casi in qualche modo a superare. Ricordiamo anche che la struttura del precedente bando era sistemata su 3 tabelle su cui in qualche modo erano stati suddivise le risorse, quindi erano 1.200 milioni sulla tabella 1A che riguardava
l'agricoltura, 150 milioni sulla parte trasformazione in prodotti agricoli e 150 milioni in prodotti non agricoli. Tenendo presente che, come vediamo dalla successiva slide, sono stati utilizzati più o meno di questo 1,5 miliardi, circa 510 milioni, con diciamo, un utilizzo molto importante soprattutto sulla tabella 2A. Qui vedete qualche dato: 8.000 domande presentate, più o meno 7.500 accolte. Siamo ancora, penso che sia quasi ultimata la fase di revisione delle ultime domande, perché chiaramente anche su richiesta nostra, ma soprattutto delle imprese che avevano avuto diciamo, qualche rifiuto di ammissibilità per questioni formali, il CSE finalmente, se poi si è riattivato, in qualche modo diverse domande probabilmente potrebbero essere comunque riapprovate. Qui vedete anche qualche elemento che ci fa capire come il vincolo dell'autoconsumo ha condizionato il bando, perché chiaramente è stato utilizzato 1/3 delle risorse disponibili, ma soprattutto vedete che la media della potenza degli impianti è stata più o meno di 100 kW e il 54% addirittura inferiore a 50 kW, quindi queste sono state le condizioni dettate dal vincolo estremamente severo dell'autoconsumo, che in qualche modo comunque, come vedremo, avrà qualche piccolo superamento almeno su questi aspetti. Qui vedete un po' come è stato suddiviso, cioè tra i beneficiari nel territorio italiano. Il Veneto sicuramente è la seconda regione per numero di impianti beneficiari dell'assegnazione del contributo, quindi è stato fatto sicuramente un lavoro importante in Veneto per quanto riguarda il parco agricolare. Qui vedete un po' rapidamente quali sono le principali novità che caratterizzeranno il secondo bando. Innanzitutto incremento del contributo a fondo perduto, sulle imprese arriveremo all'80%. Abbiamo l'introduzione dell'autoconsumo condiviso, poi su questi termini ci ritorneremo. La possibilità di partecipare al bando anche in forma aggregata, l'eliminazione del vincolo dell'autoconsumo nel settore della trasformazione, possibilità anche per le imprese agricole di avere un fondo destinato ad interventi che hanno a che fare non con l'autoconsumo ma con la diversificazione aziendale, quindi contributo leggermente più basso, però possibilità quindi di non entrare nel regime dell'autoconsumo. Raddoppio della potenza massima installabile, passiamo da 500 kW a 1 MW. Non previsto limite massimo di spesa ammissibile, questo dovrebbe essere confermato, anche se il Ministero nella sua comunicazione ultima aveva dato alcuni riferimenti che bisogna capire come andranno letti, però ci hanno assicurato che comunque probabilmente nel decreto non ci sarà comunque un limite di spesa. Raddoppio della spesa ammissibile sia per i sistemi di accumulo che per i sistemi di ricarica. Questa affermazione dell'eliminazione del vincolo per il consumo termico la dovremo andare a verificare poi nel regolamento operativo, però ci hanno assicurato che dovrebbe essere superato il vincolo, che si potevano conteggiare i consumi termici solamente se non superavano quelli elettrici, quindi in caso di questo superamento, come auspichiamo, probabilmente ci sarà anche la possibilità di avere maggiore potenza installabile, e poi la possibilità di applicare il secondo bando anche alle imprese agricole che si trovano nel regime di società, che precedentemente non era possibile in qualche modo per queste aziende partecipare al bando. Avevamo visto già qualche domanda nella chat, questo è un po' lo schema che riporta il decreto per quanto riguarda la rinuncia al primo bando per passare al secondo. Allora ci sono degli elementi che vanno tenuti presenti, abbiamo visto già che c'era qualche domanda. Si può passare dal primo bando al secondo bando previa rinuncia e quindi presentando una nuova domanda, però qui vedete ci sono delle condizioni, cioè non devono essere stati avviati i lavori di realizzazione dell'impianto, e comunque se sono state effettuate già delle spese, queste spese non potranno essere conteggiate nella successiva partecipazione al bando.
Io aggiungerei anche l'altro elemento di fare molta attenzione alla rinuncia al primo bando e passare al secondo, perché ci aspettiamo che comunque sul secondo bando ci sarà una forte richiesta, per cui chi in qualche modo dovesse decidere di passare al primo bando, al secondo bando, la raccomandazione è quella di entrare nei primi giorni di apertura dello sportello, proprio per evitare poi di perdere anche la possibilità della partecipazione già ottenuta sul primo bando. Qui in questa slide, solo per capire che poi il sistema di procedura di emanazione del bando sarà molto simile al primo, quindi avremo l'emanazione del decreto in questi giorni, probabilmente avremo già la pubblicazione del decreto, poi bisogna attendere l'avviso, bando e regolamento che saranno pubblicati come più o meno avevamo anticipato a metà luglio, per arrivare all'apertura del bando probabilmente nella prima decade di settembre. Quindi questo è un po' lo schema che noi ci aspettiamo e che nei prossimi giorni avremo conferma, anche perché Roberta il 5 luglio parteciperà alla riunione convocata dal Marzart proprio ieri pomeriggio, dove si andranno a affrontare un po' tutte le novità che ci sono nel decreto, che dovranno essere comunque trasferite nel regolamento operativo, perché gli interrogativi ce ne sono ancora tanti, tanto per dare alcune risposte che ci sono già pervenute occorre comunque confrontarsi fino in fondo con il Ministero. Qui vedete un po' il passaggio che avevamo più o meno già accennato, dalle 3 tabelle presenti nel primo bando alle 4 tabelle che saranno presenti nel secondo bando, dove si aggiunge la tabella la 4A legata sempre al settore dell'agricoltura, con la possibilità appunto di non avere il vincolo dell'autoconsumo. Quindi le ripercorriamo. Sulla tabella 1A, che è dedicata alla produzione agricola primaria, sono a disposizione circa 700 milioni. Sulla parte trasformazione di prodotti agricoli, dove non ci sarà il vincolo dell'autoconsumo, abbiamo a disposizione 150 milioni. Sulla trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli 75 milioni. E per quanto riguarda l'agricoltura, le imprese agricole, il regime chiamiamolo di diversificazione, quindi senza vincolo dell'autoconsumo, 75 milioni. Lo schema è, per quanto riguarda il territorio italiano, è simile al precedente: il 40% delle risorse andranno al sud, fermo restando che se non verranno impiegate comunque saranno in qualche modo rimesse a disposizione per le altre regioni che ne hanno fatto richiesta. Qui vedete un po' più in dettaglio il sistema di incentivazione, quindi sulla tabella 1A abbiamo l'80% del contributo che potranno usufruire le imprese agricole. Sulla tabella 4A abbiamo il 30% qui stiamo parlando del regime di diversificazione, il 30% di contributo con alcune premialità aggiuntive. Sicuramente il 20% legata alla possibilità di essere una piccola impresa, e per alcune regioni un'ulteriore premialità del 15%, quindi parliamo delle regioni del sud. Quindi morale della favola, anche nel regime di diversificazione sicuramente si può arrivare al 50% di contributo in conto capitale, quindi per le aziende che non hanno comunque possibilità di avere una potenza installata importante in relazione ai propri fabbisogni energetici, entrare anche in questa tabella può essere una questione estremamente interessante. Per quanto riguarda la tabella 2A, quindi trasformazione in prodotti agricoli, qui abbiamo anche il contributo fino all'80%, in questo caso fino all'80% perché probabilmente, secondo queste indicazioni che ha anticipato il Ministero già a metà aprile, probabilmente ci sarà una diversificazione del contributo in relazione alla potenza, quindi non accenno nemmeno le percentuali dei decreti da voi, poi vedremo nel decreto se in qualche modo saranno già inserite e dettagliate. Poi per quanto riguarda la tabella 3A, quindi trasformazione in prodotti non agricoli, anche qui abbiamo l'intensità del 30% con le maggiorazioni che sono uguali a quelle che avevamo visto in precedenza. Quindi questa
tabella vi riassume un po' gli interventi complessivi che possono riguardare tabella 1A e 4A per quanto riguarda l'agricoltura, e per quanto riguarda l'1A vi possono essere oltre i 700 milioni già disponibili ulteriori risorse nel caso vi siano rinunce chiaramente legate al primo bando, quindi in qualche modo ci aspettiamo che questi 700 milioni andranno a aumentare in relazione alle rinunce. Contemporaneamente, come avevo accennato prima, potranno essere ammessi più o meno tra le 50 e le 100 imprese, beneficiari che prima erano stati esclusi, quindi da questa parte potremo avere una diminuzione. Pensiamo che entro fine luglio comunque il quadro dovrebbe essere abbastanza definito e chiaro. Altra clausola che viene ricordare: le imprese che la produzione agricola primaria possono scegliere di presentare la domanda in una delle due tabelle, quindi non possono partecipare in ambedue le tabelle, quindi devono scegliere se vanno verso un intervento in autoconsumo o se vanno verso un intervento di diversificazione. Altra novità che avevamo accennato nell'elenco generale, oltre agli interventi che in qualche modo possono riguardare la singola impresa agricola per quanto riguarda la verifica appunto del fabbisogno di energia e quindi dell'identificazione della potenza dell'impianto, e qui faccio una parentesi legata al fatto che nel precedente regolamento, anche su nostra richiesta per allargare il bacino di autoconsumo, c'era stata data la possibilità in qualche modo di conteggiare consumi della stessa impresa agricola anche in aziende ubicate a distanza, in situazioni diverse sul territorio nazionale. Questa cosa noi pensiamo che possa essere confermata, però è tutta da verificare ancora, quindi diciamo che abbiamo una prima condizione dell'azienda singola che interviene, calcola i propri fabbisogni non solo sulla propria azienda, non solo sull'elettrico, non solo sul termico, ma anche in relazione a altri fabbisogni delle proprie aziende ubicate nel territorio nazionale. Di Roberta, vai. C'è più una previsione, pare, almeno ci sta anticipata, di poter contabilizzare anche nuovi consumi che si dovessero realizzare poi a seguire. Questo sempre a fronte di una richiesta che avevamo fatto già nel primo bando, collegata banalmente anche al tema delle colonnine per la ricarica della mobilità elettrica, quindi un consumo che oggi non c'è e che potrebbe essere invece... una questione che avevamo sollevato in maniera importante, perché c'era pervenuta da molte aziende che poi non avevano potuto quantificare nei propri fabbisogni l'investimento che avevano richiesto proprio nell'ambito del bando, che quindi prevedeva l'installazione delle colonnine di ricarica. Quindi questi sono un po' gli elementi che riguarderanno la singola impresa, e poi questa possibilità di costituire anche delle forme aggregate che permettono quindi di avere questo autoconsumo condiviso, che permette quindi di andare a quantificare più fabbisogni di più imprese, anche se poi sarà una sola impresa agricola che andrà a costruire l'impianto. Quindi grosse possibilità in questo caso di andare a costruire impianti fino a 1 megawatt, perché ricordiamo che poi il vincolo è comunque sulla potenza sempre di 1 megawatt. Qui vedete i soggetti beneficiari: imprenditori agricoli, imprese agroindustriali, cooperative agricole, e quindi questa nuova formula che nel primo bando non c'era, di avere anche soggetti aggregati secondo questi esempi che riproduce lo schema di decreto, cioè ATI, rete d'impresa, e CER, che Marco Pezzaglia ci aveva descritto in precedenza. Sono confermate le esclusioni per le imprese che hanno un giro d'affari inferiore a 7.000 euro, ad eccezione del Solcitaria, che in qualche modo in relazione a determinate condizioni può comunque rientrare nel bando. Devo dire che questa è una richiesta che ci era pervenuta soprattutto dal Veneto, quindi in qualche modo è stata poi rispettata dal Ministero, che l'ha in qualche modo inserita. Qui vedete un po' uno schema sui cambiamenti per quanto riguarda i limiti. Ci siamo detti che si passa
da 500 kW ad 1 MW, fermo restando il limite minimo di 6 kW. Abbiamo 2 conferme per quanto riguarda il massimale di investimento per kilowatt, 1.500 euro e 700 euro per quanto riguarda l'amianto, e abbiamo un raddoppio sia per i sistemi di accumulo che passano a 100.000 euro, per le economie di ricarica che dovrebbero essere a 30.000 euro. Quindi poi qui vedete l'elenco di quali sono gli interventi che in qualche modo possono essere realizzati. Poi devo dire che il Ministero nella sua comunicazione dell'altro ieri ha anche indicato una spesa massima ammissibile, che dal Ministero ci hanno dato conferma che non verrà riportata nel decreto, ma sarà solo un esempio. Per cui occorre capire se effettivamente è così, perché altrimenti poi ci ritroveremo comunque una spesa, un tetto di spesa. Noi pensiamo che non sarà previsto, anche perché si possono fare, suppongo, più investimenti da parte dei beneficiari, quindi questa cosa poi la andremo a verificare in dettaglio. Sui fabbricati rurali, non so se volevi dire tu qualche battuta, Roberta, in particolare come funziona l'impostazione. Non ci sono particolari modifiche rispetto al precedente bando, quindi c'è la questione. L'importante è che il fabbricato sia esistente, sa strumentare l'attività e quindi fare un po' quello che abbiamo già visto nel regolamento operativo del primo bando. Su questo non ci aspettiamo particolari modifiche, come non ci aspettiamo, cioè nel decreto è compreso anche l'agriturismo, non sono riportate le serre, però diciamo che dovrebbero rimanere come nel precedente bando, nel regolamento, quindi le specifiche dovrebbero essere contenute lì dentro. Nel decreto non ci sono novità per quanto riguarda gli interventi complementari, quindi riguarderanno sempre amianto, isolamento termico e ventilazione, confermato che chiaramente sono interventi scorporati, cioè uno può intervenire esclusivamente sull'installazione del fotovoltaico e se gli interessa può anche in qualche modo attivare gli altri interventi. Non ci sono novità nemmeno nelle procedure di presentazione della documentazione, qui le trovate un po' descritte, non ci soffermiamo, però sono le stesse per il primo bando, come anche le procedure di assegnazione delle risorse rispecchiano un po' quello che era già avvenuto, quindi comunicazione di inizio lavoro entro 30 giorni, collaudo di rendicontazione entro 18 mesi e erogazione a saldo, a meno che non c'è richiesta di anticipazione fino al 30% con fideiussione. Approfittiamo anche per ricordare che ieri il Ministero, il MASAF, ha comunicato, poi stamattina non ho controllato sul GSE, però tendenzialmente è stata in qualche modo attivata la piattaforma per la rendicontazione per chi ha ultimato l'impianto, quindi abbiamo superato anche quest'altra fase incerta che ci aveva già prodotto diverse richieste, perché molti beneficiari chiaramente avevano già ultimato tutta la fase di installazione dell'impianto. Quindi a voi con le domande. Devo dire che qui facciamo un po' fatica a vederle sul video, non so se Massimo tu ci aiuti, se no... Sì, beh, intanto grazie a tutti voi. Ho chiesto a Nicola Mezzanato, che è il presidente della sezione regionale energia, di darmi una mano da questo punto di vista, mentre magari cercando di sintetizzarle. Ecco, io ho visto tante domande per dire sulle caratteristiche che doveva avere l'azienda per partecipare a questi bandi, quindi come azienda agricola se lo posso. Comunque Nicola, prego. Sì, allora diciamo che è abbastanza chiaro nella spiegazione chi può accedere. Io mi ero soffermato su delle domande tipo chi ha un impianto già esistente e vuole effettuare un revamping su tetto, se può effettivamente farlo partecipando al bando. Oppure un'altra domanda è... Scusami Nicola, ne rispondiamo una alla volta. Allora, sul revamping possiamo dire sicuramente no.
se uno vuole potenziare, fare un nuovo impianto e semmai ha già in qualche modo con il primo impianto concluso la sua parte autoconsumo, sicuramente si può rivolgere alla tabella 4A, però sul revamping diciamo di no. Mentre un'altra domanda chiede se si può chiedere partecipazione al bando per costruire un impianto su capannone non ancora edificato ma con permesso a costruire. Deve essere accatastato l'immobile fabbricato. Quindi deve essere in piedi il capannone. Sì, assolutamente. Sì, ne approfitto anche che avevo visto al volo prima un'altra domanda che ci chiedevano. Io l'impresa l'ho attivata nel 2023, potrò partecipare al bando? Mi sembra che la domanda era più o meno simile. Sì. L'esperienza che ci dice del precedente bando, lo verificavano con Roberto, il bando è stato emanato a settembre, fine settembre, il regolamento ci diceva che erano ammesse le imprese attive al settembre 2021, quindi ci dovremmo aspettare che anche quest'anno, al fine della verifica dei consumi, probabilmente non accetteranno aziende che sono entrate in esercizio nell'ultimo anno, a meno che non si possa giustificare che ci sono stati dei subentri, dei trasferimenti familiari, per cui c'è un minimo di continuità, però tendenzialmente dovrebbe essere così. Un'altra domanda che coinvolge diversi soci sono le lungaggini nella connessione alla rete di Enel. Quindi se nel decreto è specificato che l'impianto deve essere connesso e collaudato entro 18 mesi, purtroppo le tempistiche di Enel sono molto più lunghe. C'è la possibilità di chiedere delle proroghe in merito? Sì, diciamo che il problema vero sarà perché arriverà a ridosso della scadenza PNRR. Quindi i 18 mesi possono sicuramente essere prorogati. Il punto è concludere tutto entro giugno 2026. Sì, no, quando abbiamo iniziato a spiegare siamo andati subito al dunque, no? Cioè dicendo che poi la grossa problematica sarà giugno 2026. È lì che poi bisognerà trovare una soluzione per le varie problematiche. Per il resto non pensiamo che ci possano essere particolari problemi se uno dimostra in maniera molto, diciamo, avvalorata perché ci sono stati dei ritardi. In ogni caso, dove ci sono ritardi e problemi nelle connessioni, segnalatecelo. Sul fotovoltaico. No. Che è molto importante, però 155 euro. Cosa? Ma che dica? Scusate, da quanto tempo si era spento l'audio? No, si è appena spento perché c'era qualcuno che parlava, quindi 2-3 secondi. Continuo pure, sì. Vai Nicola. Sì. Un'altra domanda, l'autoconsumo condiviso abbiamo capito che è possibile farlo, è possibile anche farlo con le CER? Sì. Sì. Sarà possibile sommare l'aiuto in conto capitale del PNRR con quello del CER? No, cioè sono due cose diverse. La CER è un soggetto che ha delle caratteristiche e poi la CER può essere incentivata da un meccanismo specifico che è quello della condivisione. Quindi quando parliamo di CER in ambito parco agrisolare lo dobbiamo fare solo in un'ottica di soggetto che andrà a gestire produzione e consumo e che acquisirà il contributo conto capitale, punto, perché è un conto capitale all'80% che non ammette ulteriori contributi. Questo lo vediamo non tanto nel parco agrisolare, ma lo vedremo poi nei decreti di incentivazione di condivisione, quindi quello sulle CER, piuttosto che altre. Per chi se lo ricorda, questa cosa era nata già 7-8 anni fa in relazione a un procedimento dell'Unione Europea contro l'Italia, nel PSR, perché alcune regioni avevano previsto dei
un conto capitale superiore al 20%. Quindi in relazione a queste contestazioni poi il Ministero allora dello Sviluppo Economico nei successivi decreti di incentivazione ha iniziato con determinate formule a prevedere un abbattimento dell'incentivo in relazione all'aumentare il conto capitale fino al 40%. Quindi, come diceva Roberta, al di sopra del 40% di conto capitale sicuramente non ci sarà possibilità di accedere a incentivi. No, in questo caso. Poi se ragioniamo di un impianto fotovoltaico su un tetto da finanziare in una CER con il decreto PNRR sulle CER, quello è un altro conto, lì avremo un conto capitale fino al 40% con una tariffa di condivisione. Ma è un altro, diciamo, un altro ambito di incentivazione. La CER, nella misura parco agricolare, è solo un soggetto, una forma che potrà essere proponente dell'iniziativa. Nelle regole applicative il GSE dovrà definirà i rapporti che ci saranno poi tra i soggetti aderenti a questa comunità e soprattutto gli impegni che questi devono avere, visto che si tratta comunque di un investimento che potrà essere realizzato, come vi dicevo prima, forse in un'unica soluzione, su un unico dei beneficiari, o magari può essere, non so, un impianto ripartito in più sezioni realizzate su più siti. Diciamo, lo scopriremo un po' qual è l'indicazione del GSE nella riunione di prossima settimana. Però è evidente che ci devono fornire tutta una serie di indicazioni, anche perché nel parco agricolare, quando viene richiamata tra i nuovi beneficiari la rete d'impresa, l'ADI, eccetera, poi non c'è nel caso delle CER un rimando, un collegamento alla disciplina sulle CER. Quindi anche tutto questo aspetto andrà tutto chiarito. Per quello che dice Roberta, nel caso che si utilizza l'autoconsumo condiviso va scelta la soluzione più semplice. Assolutamente, anche più, diciamo, funzionale ai ragionamenti in ambito agricolo, vedi anche eventualmente anche la fiscalità, no? Cioè gli aspetti poi, anche perché comunque è una misura del parco agricolare che anche laddove c'è il requisito dell'autoconsumo consente la vendita. Non l'abbiamo sottolineato, però anche in altri incontri mi è stato chiesto più volte, quello che non viene istantaneamente consumato o accumulato può essere messo in rete? Sì. Può essere venduto? Sì. Può essere condiviso tra le mie unità locali? Sì, per quello che ci diceva anche prima Marco Pezzaglia. Diciamo, le soluzioni di gestione possono essere diverse, ma l'incentivo è unico, e l'incentivo è quello del parco agricolare. Però ecco, le possibilità rispetto al primo bando sono veramente più ampie. Sì, assolutamente. Beh, io non ho altre domande. No, ci sono delle domande, allora intervengo io che magari nel frattempo le stavo leggendo, ce n'è una di... presente Massimo che se non le riusciamo a fare tutte, se tu sei bravo, te le puoi copiare tutte, sì. E poi ce le invii così. Va bene, d'accordo. Anche perché Va c'è bene. qualcosa di... Intanto procedi. Sulla parte fiscale dove francamente non ero visto. Diamo questa indicazione qui. Intanto volevo preannunciare, anzi l'ho scritto nella chat, che la registrazione verrà messa a disposizione, cioè il link della registrazione verrà messo a disposizione domani e quindi nelle prossime newsletter delle varie province di Confagricoltura Veneto vi invieremo il link dove c'è il link appunto della registrazione dell'incontro di oggi e le diapositive che mi farai avere, Roberta, oggi o domani mattina, così le mettiamo a disposizione per tutti. L'altra cosa, ecco, leggevo questa domanda di Simone Menesello. Buonasera a tutti e grazie. È stato fissato il prezzo dell'energia messa in rete nel caso di un'azienda che converte il costo del metano in energia elettrica e quindi si trova a non utilizzarla. Grazie Simone. Qui l'abbiamo visto più volte, Roberta, in altre occasioni, magari è il caso di dare anche una risposta a Simone Menesello, che è il Presidente nazionale dell'Associazione Agricoltura e Confagricoltura. Poi
Leggo velocemente, quindi se due tetti di capannoni avicoli da 1000 metri quadrati coperti di amianto, quale potrebbe essere lo scenario? Cioè fino a quanto viene finanziato lo smaltimento, eccetera, quanto fotovoltaico a spanne andrebbe messo? Grazie. Poi si può partecipare a agrisolare e agrivoltaico, perché impianti fotovoltaici è possibile installare un nuovo impianto su delle celle regolarmente accatastate e con un contatore separato, anche una sorta Massimo, di così non ce la facciamo. Vabbè, le prime magari sì, poi le abbiamo Allora, viste sul più fatto volte. di solare e agrivoltaico penso che non ci sia nessun problema. Sono due bandi separati, sono due cose bandi diverse. separati. Lo facciamo sui tetti, uno a terra. Non c'è Esatto. un problema. Sui 1000 metri quadri d'amianto, se non sbaglio, Roberta aiutami, abbiamo ogni 10 metri quadri un kilowatt, esatto, quindi 1000 metri quadri siamo su 100 kW, 120 kW, più può essere in qualche modo utilizzato i 700 euro a metro quadro a kilowatt, scusami, per lo smaltimento dell'amianto. Il punto, diciamo, nel calcolo vale più l'autoconsumo, no? Perché allora il contributo per lo smaltimento è un contributo commisurato al kilowatt di picco installato. Quindi se posso installare pochi kilowatt e quindi poca superficie fotovoltaica, quella sarà la superficie anche che potrà accedere, diciamo, al contributo di bonifica. In quel caso però l'intera falda del tetto deve essere bonificata, quindi questo, diciamo, è stato l'elemento, uno degli elementi critici che era nel primo bando e che troviamo ancora nel secondo, l'aver commisurato il contributo al kilowatt installato. Quindi nella misura in cui non ci fosse un problema di autoconsumo e quindi si potesse realizzare per intero un impianto che andasse ad occupare i 1000 metri, diciamo, problemi. Quindi a conti fatti sono 150.000 euro di investimento sul fotovoltaico, su 100 kW, giusto? Più 70.000 euro di rimozione amianto. Vabbè, sì, ce n'è una alla fine, azienda Sasso, che ha avuto il finanziamento per il primo bando, e se si può rinunciare al bando, mi sembra che tu l'hai spiegato molto bene prima, si può, però c'è il rischio di perdere uno e non accedere all'altro. Ecco, questo, e poi c'era l'accortezza di non aver realizzato nulla, no, perché altrimenti... Non aver avviato il progetto. Esatto, Comunque, siccome ci sono capitati casi di chi aveva già prenotato i pannelli e pagato una parte della fattura, se non ci sono, diciamo, interventi concordati tra le parti, tra virgolette, quel primo versamento chiaramente non sarà rimborsabile, non c'è dubbio. Cioè, l'importante è non aver fatto la comunicazione del biolavori al GSE. Ok. Se fatta quella, ma allora mi sembra chiaro. Un capannone artigianale può accedere al finanziamento dal vostro punto di vista? No. E lì fabbricati, cioè attendiamo che rimangano quelli di prima, quindi fabbricati, rurali, strumentali. Nel caso, adesso mi hanno un dubbio sulla tabella 3A in realtà. No, sono sempre da prodotti agricoli, che poi trasformi in non agricoli, però lo verifichiamo. Sì, Questo no, Massimo sì. Lo verifichiamo per la tabella 3. Esatto, in base alla tabella in cui si entra. Scusa Massimo, sul prezzo, se non avevo capito male la domanda di Simone, lui chiedeva a quale prezzo si vende. Sì, non abbiamo risposto. Vai. No, la risposta ce l'abbiamo, ma ce l'abbiamo sempre avuta, quindi forse dico non ho capito bene la domanda. Allora, il prezzo è, io l'energia abbiamo detto la posso gestire come voglio, la posso vendere, e se la voglio vendere la posso cedere al GSE, e quindi può essere abbinato a quella vendita un regime di ritiro delicato. I prezzi di ritiro delicato sono o i prezzi zonali orari o i prezzi minimi garantiti. I prezzi minimi garantiti sono quelli garantiti per impianti fino a 100 kW. Quindi conosciamo già, cioè dipende dall'andamento del mercato. Quindi. E in alternativa si possono fare altre modalità di vendita, questo vale naturalmente per gli impianti più grandi. Quindi dico, non so se avevo capito bene perché le lette molto velocemente.
se era questo il passaggio che chiedeva Simone o c'era... Simone può anche specificarlo direttamente, non so, eccolo qua. Sì, Vai. grazie a tutti. Scusate, perché abbiamo molti allevatori che si trovano in questo problema, soprattutto per chi ha il riscaldamento col metano, sapete, e poco consumo di energia elettrica. Quindi si trovano molto sbilanciati poi rispetto all'autoconsumo. Quindi supererebbero sicuramente i 100 kW e non abbiamo chiaro, almeno io, e non sono riuscito a dare indicazioni su come fanno poi a calcolare il guadagno, se c'è una tariffa fissa o se è anche quella variabile, per cui oggi che l'energia elettrica sta scendendo molto, potrebbero trovarsi ad avere un minimo quasi zero, come è stato alcuni anni fa, compenso riconosciuto per la vendita dell'energia elettrica. Diciamo, va col mercato. Allora, abbiamo detto la vendita non è... per esempio nel super bonus, l'impianto fotovoltaico incentivato del super bonus è previsto che l'energia venga ceduta al GSE e il GSE te la paga ad un certo prezzo, ok? Perché era una misura particolare finanziata al 110. Nel parco agrisolare non c'è nessuna condizione sulle modalità e sulle condizioni di vendita dell'energia. Detto questo, esattamente come oggi l'impianto fotovoltaico incentivato in conto energia, cioè può operare diverse scelte, no? Può decidere di lasciare al GSE, può decidere di venderlo a un trader del mercato, cioè può fare diverse cose. Se mi chiedi il valore dipende dal mercato. Oggi non abbiamo, visto anche il periodo... Certo, quindi i soci nel business plan, nel piano economico, non possono dire spendo 1000 per il fotovoltaico, incasso 800 dal fondo perduto che ricevo e poi avrò 50 all'anno dall'energia elettrica. No, quel 50 è sicuramente una variabile che devono tenere presente, che potrebbe andare su, andare giù in base al prezzo del diciamo mercato. c'è un'attesa da parte del mercato che i prezzi non torneranno a quelli antecedenti. Esatto. Cioè, questo è, però è evidente che gli scenari vengono modificati alla velocità della luce in relazione ad eventi. Ecco. Per cui... E qualora, siccome abbiamo inserito le socide, qualora soprattutto in questi casi che sono molto scompensati, questo valore dell'energia elettrica venduta superasse poi il reddito agrario domenicale, cosa succede? Questa energia superato? Questa energia viene venduta con fattura sul mercato, sì. Ma essendo che molti allevatori sono in società e quindi questi proventi poi non sono all'interno del conto economico aziendale perché vanno a reddito agrario domenicale, quell'energia che vendono con fattura è sempre fiscalmente trattato come reddito agrario o se supera dei limiti può incombere in tassazioni diverse? Allora, adesso la società non la conosco nel merito, però... Allora, noi ti rispondiamo a livello generale, permettimi Simone, poi faremo gli approfondimenti. Allora, normalmente la legislazione oggi ci permette, entro determinati limiti, di avere la connessione con l'attività agricola, in parte reddito agrario e in parte forfettizzato. Esatto. Quindi nel momento stesso che si superano determinati limiti nella potenza dell'impianto, si va nella forfettizzazione. Nel caso del fotovoltaico siamo a 200 kW, quindi fino a 200 kW si va in reddito agrario, poi da 200 kW in su c'è la forfettizzazione. Stiamo peraltro lavorando con l'Agenzia delle Entrate per andare un po' a rivedere la circolare 32, perché come abbiamo visto nella giornata di oggi si sta stravolgendo il settore del fotovoltaico, quindi parlare di fotovoltaico a terra classico e integrato, stiamo parlando di comunità energetiche, stiamo parlando di autoconsumo, stiamo parlando di agrivoltaico, quindi stiamo facendo una serie di proposte, questa volta d'accordo con tutte le organizzazioni, per provare a rivedere un po' la circolare 32. Quindi su questo ci attendiamo degli approfondimenti e poi anche in relazione a quello che tu ci hai chiesto va capito con Caputo e chi altro se poi c'è una specificità nella società
Noi ti abbiamo raccontato la parte generale. Se posso anche integrare il parco agrisolare, la prima volta che le aziende agricole si trovano di fronte, tranne diciamo lo sviluppo rurale, ma ha avuto numeri poco importanti, si trovano ad avere un incentivo tutto in conto capitale. Anche le circolari, la 32 eccetera, hanno sempre disciplinato i vari aspetti della fiscalità, IRPEF, IVA eccetera eccetera, diciamo distinguendo i piani e soprattutto facendo riferimento a dei soggetti che avevano dei ricavi derivanti dall'incentivo, c'era una parte dedicata all'incentivo e una parte alla vendita. Quindi la vendita in qualche modo veniva gestita anche in relazione al fatto che c'era un incentivo conto energia. Adesso è diverso perché il presupposto di questo incentivo in conto capitale è che l'impianto è un impianto finalizzato all'autoconsumo. Quindi anche se viene prevista la vendita, dovrebbe essere diciamo, una vendita trattata in maniera distinta da una tipologia di impianto dedicato all'immissione in rete. Quindi l'analisi che si sta facendo con il gruppo dei fiscalisti, anche delle altre organizzazioni, su cui diciamo, noi sul piano tecnico stiamo collaborando, è proprio quello di andare anche ad identificare un percorso, una disciplina quindi fiscale per il parco agrisolare, cioè per questi soggetti che fanno vendita di energia in un contesto particolare che è quello di un impianto in autoconsumo, perché no, c'è stato sempre il tema dell'autoconsumo, come va gestito, e sicuramente ho detto verrà ulteriormente dettagliato nel breve, perché è un lavoro che andremo a diciamo, cioè c'è già un documento su cui stiamo lavorando e credo già settimana prossima verrà ritrasferito al Ministero delle Politiche Agricole, che poi fa un po' da interfaccia anche con l'agenzia. Ecco, vi ringrazio e mi taccio. Vi chiedo però di tenere presente questo aspetto, che nel settore che i miei colleghi mi hanno chiamato a rappresentare ci sono molti casi dove il consumo di energia elettrica è molto più basso rispetto al consumo della termica. Con il fatto che siete stati bravi e siete riusciti a ottenere che si possa conteggiare la termica per poi implementare la produzione del parco, del parco fotovoltaico, si troveranno scompensati nelle emissioni in rete. Quindi cerchiamo di capire che uno non pensi poi una cosa e poi si trova dall'altra parte, perché stiamo cercando di dire ai soci: guardate che è un'opportunità, pensate bene cosa fare, però chi non ha consumi in azienda e però magari ha un consumo eccessivo e molto grande di metano, si trova a fare veramente un impianto grande di cui non andrà ad utilizzare l'energia elettrica, molto poca, che non gli creiamo dei problemi non noti, quindi dobbiamo verificare bene che problemi possono nascere. Ti chiedo invece, posso approfittare per un'altra cosa, perché credo che ce la chiederanno poi il 5, perché in qualche modo ce l'hanno già anticipato il GSE. Quando parliamo di autoconsumo e di andare a contabilizzare anche dei consumi futuri, no? Sì. Il GSE ci chiede: ma come immaginate l'elettrificazione oggi delle filiere agricole dove appunto la parte elettrica è poco presente, dove c'è magari più un consumo termico? Allora mi chiedo, nel caso della filiera avicola, ci sono delle ipotesi di lavoro per andare a giustificare proprio questo tema, cioè che parliamo di filiere caratterizzate da consumi termici, dove la quota elettrica è poco rilevante, sicuramente non lo è rispetto alla parte termica? Cioè ci sono delle ipotesi di lavoro, perché io in alcune filiere posso pensare a una pompa di calore, dico una stupidaggine. Cioè, ci possono essere delle ipotesi di lavoro, e se ci sono, non ti chiedo adesso la risposta, però segnalatecele, perché nell'incontro del 5 anche questi aspetti possono essere utili. Perfetto, ti farò avere. Grazie. Va bene. Allora, io vorrei chiudere in questi pochi minuti che ci rimangono, perché si ripropone da parte di molti una domanda sulle caratteristiche che deve avere il fabbricato utilizzato per, diciamo, nella domanda per il parco agrisolare. Per esempio, se il fabbricato è collabente ma è in disponibilità dell'azienda, può essere utilizzato, oppure se è un capannone in disuso ma con regolamento accatastato col D10, oppure riprendendo
quella cosa che avevo detto prima, se è un capannone artigianale ma esiste un comodato con l'azienda agricola, si può utilizzare. Ecco, quindi se magari riprendiamo, poi ce ne sono altre, se riprendiamo questo concetto che avevi esplicitato prima sulle caratteristiche del fabbricato, io penso che sia una cosa che sia importante, perché vedo che sono tantissime domande su questo argomento, Donato, Roberta. E dopo specifico che le domande le andremo a vedere e dopo magari ve le faremo avere nei prossimi giorni per avere una risposta. Certo, non si può rispondere a tutti in un webinar, soprattutto i casi particolari, i casi aziendali, quindi farei un discorso generale. Allora, il bando è stato sempre riferito ai fabbricati produttivi, quindi bisogna partire da questo punto di vista. Poi ci possono essere delle eccezioni se uno riesce a rimanere comunque nella possibilità di dimostrare quello che chiede il bando. Ultimamente mi avevano chiesto, ma io ho iniziato a costruire un fabbricato, non ho fatto ancora il tetto, posso approfittarne per fare il tetto e mettere il fotovoltaico? Probabilmente no, però se lui aveva già concluso tutte le procedure e accatastato già da diverso tempo e quindi può dimostrare qualcosa, probabilmente lo può fare. Su quelli diciamo, ma devono essere comunque fabbricati in esatto, uso all'azienda, non ceduti a terzi ma di proprietà. Ecco, questo è il concetto, no? Sì, sì. Poi credo che anche nell'avviso uscirà anche l'elenco dei codici Ateco, no? Ammissibili. Quindi immagino che appunto guardando la tabella 2A piuttosto che la 3A, quindi la produzione di prodotti non agricoli da prodotti agricoli, magari lì ci può essere qualche possibilità diversa rispetto ai fabbricati. Okay. Adesso francamente mi ricordo anche che delle FAC avevamo predisposto, che poi il Ministero aveva pubblicato sul tema dei fabbricati. Adesso francamente mi sfugge se c'era anche questa specifica. Però me la dovrei rivedere. Va bene. Allora, io penso che... Scusa, stavi dicendo qualcosa, Donato? No. Ma io penso che sia stata data risposta a tantissime domande, certamente qualcuna ci è sfuggita perché le abbiamo lette all'inizio delle relazioni dei vari relatori, quindi ci scusiamo per quelle per cui non abbiamo dato risposta e la daremo magari nei giorni successivi. Intanto io volevo ringraziare davvero per la disponibilità Donato Rotundo e Roberta Papili con Marco Pezzaglia, che credo sia uscito nel frattempo perché probabilmente aveva un altro impegno. E quindi, come ho detto, vi metteremo a disposizione sia il link della registrazione che le diapositive che Roberta, Donato e Marco mi invieranno nelle successive ore, e quindi io ringrazio tutti davvero, ringrazio anche Mezzanato Nicola che mi ha dato una mano nella gestione della riunione. Davvero sono contento, più di circa 160 persone hanno partecipato a questo incontro e se ci saranno delle ulteriori novità vedremo magari di organizzarle un'altra. Grazie ancora a tutti e buona serata e buon rientro a casa. Ciao. Ciao Nicola, grazie, buonasera. Grazie a voi. Grazie. Buonasera.